Vita più facile in Veneto per i servizi di trasporto con conducente, i cosiddetti NCC. È stata infatti approvata dal Consiglio regionale una norma che introduce elementi di semplificazione nelle procedure di prenotazione dei viaggi che avvengono in regione e che si faranno digitalmente. Un emendamento che accoglie le richieste della categoria, che aveva chiesto alla regione un intervento rapido. Un grandissimo risultato senz'altro, siamo riusciti a fare capire alle istituzioni, in questo caso alla Giunta regionale del Veneto, che pur lavorando, rispettando le regole, nella legalità e nelle regole di ingaggio che rimangono assolutamente invariate, possiamo evitare tutti quanti i balzi, balzelli burocratici, macchinosi che ci vengono imposti dal cosiddetto foglio servizi, ora cartaceo, in futuro elettronico, che è stato voluto dal governo, dal Ministero dei Trasporti in particolar modo. Questo sistema, secondo me, inutile e machiavellico, che ci impone delle compilazioni, una serie di raccolta e di messa, di stesura di informazioni che prestano il fianco anche alla violazione della legge sulla privacy sotto certi punti di vista, per svolgere serenamente il nostro lavoro. Grazie alla intercessione della vicepresidente regionale De Berti, che ci ha ascoltato con molta attenzione, ha capito la nostra problematica e si è mossa in maniera rapidissima, ha di fatto proposto alla Giunta regionale, che poi ha approvato, l'abolizione, la sospensione, l'eliminazione della compilazione, della tenuta della compilazione sia elettronica che cartacea del foglio di servizi per tutto quanto quello che si svolge entro i confini regionali del Veneto, per cui sarà sufficiente solo la prenotazione del cliente anche verbale. È un modello assolutamente sì, e dico di più, per questa grande vittoria che abbiamo avuto, e anche perché, sempre ringraziando la Regione Veneto, questa volta invece il vicepresidente della Giunta, onorevole Soranzo, che ci ha fatto un piccolo regalo, ovvero questo congiuntamente a noi e anche ai taxi, che ci permetterà di accedere a tutti i comuni, tutte le ZTL del Veneto, senza doversi registrare comune per comune, ma con un'unica registrazione a livello regionale, per cui io dico che più di così non si può essere contenti. Grazie alle istituzioni.